13 dicembre, Santa Lucia, che vediamo in diapositiva il simulacro di Santa Lucia nella nuova chiesa di via Oberdan, a Ruvo di Puglia, provincia di Bari. Dunque, negli anni 50 le processioni di Santa Lucia a Ruvo di Puglia non sono state mai fatte. Si andava alla vecchia chiesa Retola Capcein, tutti a messa e basta. Invece oggi c'è una nuova chiesa di Santa Lucia sotto a Ruvenuv, a via Oberdan, e il 13 dicembre di ogni anno fanno anche la processione per le vie di Ruvo con un programma ben preciso. Per esempio, alle 8 la Diana, poi messe per tutto il giorno, alle 16:50 lancio di bombe carta singole, alle 17 processione del simulacro di Santa Lucia per le vie di Ruvo, alle 20:45 esibizioni di canti e balli popolari e alle 21:30 si svolge lo spettacolo pirotecnico a devozione di tutta la cittadinanza. Insomma, oggi fanno una grande festa e le feste fanno sempre bene, specialmente se sono fatte a devozione dei santi. Ma andiamo indietro negli anni 50, per esempio. A Ruvo, negli anni 50, non si potevano ancora asfaltare le strade a causa dei tanti carretti agricoli che circolavano diretti alle campagne. Come tutti sanno, Ruvo di Puglia è posta a 260 metri sul livello del mare ed è poggiata su una cima costituita tutta in pietra calcarea. Perciò dal centro e andare in periferia è tutta una discesa e di carretti agricoli non avevano nessuna difficoltà a circolare, perché al mattino si partivano vuoti per le campagne. Al massimo, se la strada era troppo in discesa, si agiva sul freno a mano del carretto agricolo. Invece, al ritorno dalle campagne, verso sera, i carretti arrivavano carichi di mandorle, olive, uva, legna, fascine, lavoratori, eccetera. Ed erano pesanti da tirare in salita per i cavalli. E facilmente i cavalli slittavano sull'asfalto liscio. Perciò all'epoca strade asfaltate o pavimentate non ce n'erano. Le strade erano ancora a fondo naturale, e cioè in terra battuta. Così, alla festa di Santa Lucia, il comune concedeva a tutti di realizzare i falò agli incroci delle strade, detti fanolo di Santa Lucia. Perciò il 13 dicembre Ruvo era tutta in festa. Tutti gli abitanti degli incroci delle strade raccoglievano tanta legna e la sera si accendevano i falò. Si preferiva la legna d'ulivo perché bruciava bene
era come lasciare accesa una candela. Poi, quando fu che aveva scaduto, ci si sedeva tutti intorno al falò. Si incominciavano a consumare i dolci prenatalizi e si mangiavano specialmente i ceci fritti. Fritti non nell'olio, ma nella polvere di tufo. Poi si socializzava con gli altri e ci si raccontavano fatti, episodi, storie, e verso mezzanotte si lasciava tutto fu che scaduto per Santa Lucia, che vediamo in diapositiva. Molti preferivano recuperare quei carboni ardenti e metterli in dostuta fuoco, che era un secchio in lamiera con il coperchio ermetico, così quando il fuoco aveva scaduto ed era dentro, si chiudeva il coperchio e non essendoci più ossigeno, i carboni accesi si spegnevano lentamente, lasciando i carboni spenti che servivano in casa per perciò la fragère il giorno dopo, perché a quei tempi non c'era ancora né il metano e né le stufe per il riscaldamento. Così come vediamo in diapositiva, oggi invece, con tutte le strade asfaltate, appena si ha il permesso di fare un falò a Piazza Giacomo Matteotti, a Porcastid, a Piazza Regina Margherita, così come vediamo in diapositiva. Ma torniamo ai ceci fritti di Santa Lucia. I ceci fritti si preparavano in questo modo. Si prendeva una padella, ci si metteva dentro la polvere di tufo, si faceva scaldare bene la polvere, poi si versavano i ceci e con un attrezzo da cucina si continuava a girare fino a quando i ceci erano cotti e si potevano mangiare. E dire che il tufo, nella tecnologia delle costruzioni e in edilizia, viene classificato roccia vulcanica ed è stato per tanto tempo utilizzato nelle costruzioni edilizie. Ma è una roccia vulcanica tenera, al punto che si può ridurre facilmente in polvere ed utilizzare per friggere i ceci di Santa Lucia. Ma cerchiamo di sapere un po' di più su questa santa che ci protegge gli occhi. Dunque, Santa Lucia nasce a Siracusa nel 283 ed è mancata a Siracusa il 13 dicembre 304. È stata una martire cristiana, morta durante le persecuzioni di Diocleziano a Siracusa. È venerata come santa della Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa. La prima e fondamentale testimonianza sull'esistenza di Lucia ci è data da un'iscrizione greca scoperta nel giugno del 1894 dal professor Paolo Orsi nella catacomba di San Giovanni,
la più importante di Siracusa. Essa ci mostra che già alla fine del IV secolo o all'inizio del V, un siracusano, come si deduce dall'epigrafe alla moglie Euschia, nutriva una forte e tenerissima devozione per la sua Santa Lucia, il cui anniversario era già commemorato da una festa liturgica. Tale iscrizione è stata trovata su una sepoltura del pavimento, incisa su una lapide quadrata di marmo, misurante centimetri 24 per 22 e avente uno spessore di centimetri 3, tagliata irregolarmente. Le due facce della pietra erano state ricoperte di calce. Ciò indica che la tomba era stata violata. Di Santa Lucia sembra esistere a Siracusa il loculo, cioè la tomba primitiva, sulla quale sorse una chiesa, rifatta poi nel Seicento. Inoltre esistono iscrizioni che testimoniano una remota e fervida devozione per la martire e un culto liturgico già stabilito dai primi secoli. Insomma, adesso qualcosa in più di Santa Lucia lo sappiamo.